È stato presentato ieri a Cagliari il primo volume di una collana dedicata al sequestri di persona in Sardegna, autore l'ex magistrato Ettore Angioni. Andrea Freilis. Tra cronaca e romanzo, il primo volume di una collana dedicata ai sequestri di persone in Sardegna dichiara già nel titolo, il romanzo della super anonima sequestri sarda, la sua duplice natura. L'autore, l'ex procuratore generale Ettore Angioni, lo ha voluto così, per raccontare un fenomeno che ha massacrato per decenni l'immagine della Sardegna, ma ha anche rivelato personaggi con straordinarie qualità umane e una serie di fatti e aneddoti che richiamano lo stile di una cronaca romanzata. E non è casuale che il primo volume della collana, edita da Alfa Editrice, racconti del sequestro di Giorgio e Marina Casana, i due fratelli piemontesi rapiti a Capopecora da un comando di banditi arrivati in gommone. Proprio l'inchiesta su questo rapimento diede il via al maxi processo alla super anonima, del quale Angioni fu pubblico ministero. Nel giro di meno di 3 anni si è completata un'istruttoria con 100 e passa imputati, si è tenuto un dibattimento con tutti questi imputati per una serie di reati che andavano dai sequestri di persona, ben 11 sequestri di persona, a tutta una serie di altri reati gravissimi, senza che siano mai rimaste zone d'ombra, come purtroppo è avvenuto invece per altri episodi delinquenziali di tal fatto. La presentazione del volume è avvenuta nel Salone della Legione Carabinieri Sardegna, alla presenza di molti protagonisti di quella stagione, insieme tremenda ed esaltante. Uomini di carabinieri e polizia che, come ha rilevato Angioni stimolato dalle domande della giornalista Manuela Arca, lavorarono insieme giorno e notte e la loro collaborazione fu determinante per scoprire, assicurare la giustizia e condannare decine di sequestratori.